In 3 minuti, la Nazione Siciliana, notiziario del 3 marzo 2025. Continui i ricorsi contro ponte e termovalorizzatori. Nel fine settimana preannunciati nuovi ricorsi di fronte al TAR contro il ponte sullo Stretto e contro i termovalorizzatori. La via giudiziaria all'ambientalismo è francamente diventata insopportabile. Il tentativo di fermare o comunque rallentare le opere pubbliche inserite nei programmi ufficiali del governo nazionale e di quello regionale, approvate alle elezioni dagli elettori con il loro voto, è quanto di più contrario alla democrazia si possa immaginare. Scontri tra No Ponte e polizia a Messina. Evidentemente i movimenti antagonisti No Ponte vorrebbero trasformare Messina nella nuova Val di Susa, determinando un clima di violenza simile a quello che hanno creato in Piemonte con il movimento No TAV. Sabato in corteo hanno lanciato bombe carta contro le forze dell'ordine, ferito un poliziotto e imbrattato con scritte di vernice tutto il percorso, compreso un monumento del XV secolo, barbari da fermare subito. Province, le due coalizioni in confusione totale. Le elezioni di secondo grado per gli organi delle ex province sono diventate ormai un vero e proprio incubo per entrambe le coalizioni. Ogni partito presenterà liste proprie e questo appare ormai assodato. Il nodo vero sono i presidenti dei 6 liberi consorzi, sui quali non vi è ancora nessun accordo e dappertutto si preparano inciuci, spacca coalizioni. Tutti sembrano sperare in una sospensione decretata dal TAR o in un ripensamento da Roma. Si intravede l'accordo dentro il PD siciliano. Ieri Stefano Bonaccini, presidente del PD e leader della corrente rivale della Schlein, ad un incontro della sua area a Palermo ha utilizzato toni edulcorati rispetto agli scontri degli ultimi mesi. È il momento di parlare di contenuti invece di concentrarsi sulle sfide interne, ha detto. Sembrano quindi confermate le voci su una mediazione possibile tra le due aree nell'isola, costringendo ad un passo indietro l'attuale segretario Anthony Barbagallo. Il TAR di Catania terzo in Italia per produttività. Il TAR di Catania ha inaugurato sabato l'anno giudiziario con numeri da record. Nel 2024 si è confermato il quarto TAR italiano per carico di lavoro dopo Roma, Napoli e Milano. Per produttività invece, ossia per ricorsi definiti, il TAR Catania si colloca al terzo posto in numeri assoluti dopo il TAR del Lazio e di Napoli e i tempi di definizione dei giudizi sono di soli 378 giorni contro i 530 del 2023, un dato senza eguali in Italia. Bande di Palermo si scontrano in discoteca a Carini. In una discoteca di Carini, la serata di sabato scorso è stata interrotta da una violentissima rissa con calci, pugni e coltellate tra gruppi di giovani delinquenti palermitani. La rissa si è svolta davanti a 1500 giovani che volevano soltanto ballare e divertirsi. All'arrivo dei carabinieri sono stati rilevati 4 feriti con arma da taglio, oltre a varie contusioni. La situazione dei locali da ballo è ormai diventata insostenibile per i gestori e per i clienti. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.